Io avevo un anno, mio padre è partito per militare. In casa eravamo rimaste soli e mamma. Mamma teneva 20 anni, era una guagliangetta. Si passavano e papà si a militare. Mamma mia, sempre più sola e disperata con una creatura. Non sapeva manco quello che era fame. E che faceva? Era sola, era disperata, ma non era fessa. Teneva 5.000 lire attivate. Perché la 5.000 lire faceva 2 biglietti di treno. Uno per essa e un altro per un vicenzino. E era piccerello, non pagava. Arrivai sotto il palazzo del Ministero della Difesa. Si metteva due vestiti alla festa. Certo che questo modo una creatura non mi fermano. E invece la fermaino. Signora, dove andate? Disse un militare. Mamma ricetta, sentite, a Rovac, la verità a sta creatura, ma la verità a me. Siamo solo e 11 punti. Non mi manca l'occhio per chiamare e io già parla con qualcuno di importante, perché stamattina non mi muovo a capo. Il militare che facette? Vedete che mamma era tosta, era ferregna. Si chiama mamma a portare in una stanza. In questa stanza ci scrivono 10 signore, ecco mamma mi racconta, il generale. Ma ricetta, signor generale, mio marito sta in Sardegna e io sono rimasta solo con questa creatura. Generale ricetta, signora, dove volete che viene vostro marito? Ricetta, mamma, che ne saccio, Napoli e dintorni. Voglio chi lo avere trasferito a Napoli a papà. Dio l'angelo vero esiste. A da gamba 100 anni questo generale, anzi volesse incontrare, lo ringraziare e per dire hai fatto un miracolo.